Grandissima giornata, grandissima area berica. Finalmente abbiamo passato la logica dei campanilismi, ci siamo messi tutti assieme, tutti i comuni dell'area berica sotto un'unica grande casa. Un'opportunità che non potevamo lasciarci scappare. 24 sindaci, espressioni della volontà di 24 consigli comunali dell'area berica, rappresentanti oltre 100.000 cittadini, si sono ufficialmente costituiti oggi in un'unica associazione per progettare insieme la ripresa economica. I primi veneti ad adottare una recentissima legge regionale che favorisce questo tipo di unione. Una sorta di città metropolitana finalizzata ad intercettare i soldi provenienti dal Recovery Fund, perché il piccolo e bello non funziona per concorrere ai bandi europei. È necessario invece fare massa critica. Questa associazione di comuni, la prima in Italia per questa dimensione e per questa modalità, servirà a far lavorare insieme i sindaci, a presentare progetti coordinati e anche a cogliere le opportunità che dovrebbero arrivare dall'Europa. Speriamo che siano i precursori e che in futuro molti altri prendano ad esempio le possibilità che vengono date dalla Regione, ma anche le opportunità date da un lavoro di squadra. Un'associazione comuni con personalità giuridica, abbiamo bisogno di lavorare sull'identità d'area, perché abbiamo bisogno di promuovere l'area, di far diventare l'area berica altamente sostenibile, attrattiva, e questo a favore del territorio. Un esempio che è già in essere è quello ad esempio delle piste ciclabili, che sono già un progetto fatto con i comuni dell'area, ma non è solamente questo, anche un ragionamento con le associazioni di categoria, albergatori, ristoratori, per una ricezione e una qualità di un turismo che deve vedere nella nostra area un punto di forza. Per fare questo però servono investimenti e quindi serve la capacità di attrarre qui risorse, ed è evidente che il fatto di farlo insieme con tutti i comuni che lavorano insieme, uniti, può fare la differenza, tanto più nel periodo che abbiamo davanti a noi in cui arriveranno le risorse del Recovery Fund.